Buongiorno, venerdì 27 febbraio, benvenuti, nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, anche oggi pronti a sfogliare i quotidiani nazionali e regionali per approfondire le notizie delle ultime ore, per leggere come i quotidiani insomma ci raccontano tutto quello che è successo appunto in questi giorni. Oggi in maniera particolare ci sono due notizie che capitalizzano l'attenzione dei quotidiani nazionali. Uno riguarda inevitabilmente questi file di Epstein, perché ieri è stata sentita l'ex First Lady, la moglie di Bill Clinton, Hillary Clinton, dalla commissione di vigilanza a New York sui file appunto che stanno mettendo veramente a soqquadro l'amministrazione americana, ma anche ovviamente tutto quello che è l'establishment internazionale, perché sembrerebbe appunto che da questi file ci siano tantissimi nomi di persone importanti, leader di Stato. Infatti Hillary Clinton dice: guardate, chiedete a Donald Trump quello che sta succedendo, ne saprete certamente di più. Poi la legge elettorale, ieri insomma primo scossone sul tema, era abbastanza praticamente atteso questa notizia della legge elettorale, perché secondo ovviamente alcuni calcoli fatti dagli analisti politici cambiare la legge elettorale oggi servirebbe più al centrodestra in base appunto al conteggio di percentuale e collegi che spetterebbero sulle future elezioni. Quindi insomma adesso c'è il centrodestra che spinge, ovviamente l'opposizione sugli scudi dice inaccettabile questa proposta. Poi Fanto Festival di Sanremo, ultime giornate, oggi e domani poi si concluderà il 76esimo Festival della canzone italiana, ma c'è anche tanto calcio, perché questa è una settimana importante anche per le nostre squadre siciliane. Poi Mondello, ovviamente. Che cosa è successo a Mondello? La spiaggia che è stata liberata dopo 116 anni di concessione demaniale, sempre la stessa società. La denuncia di Lavardera è arrivata al punto. Allora andiamo a vedere insomma sui titoli quello che racconta oggi la Stampa. Partiamo dal Corriere della Sera. Vedete, il titolo d'apertura è sullo scontro sulla legge elettorale. Il testo del centrodestra prevede un premio a chi supera il 40% e poi la soglia, lo sbarramento al 3% e ovviamente il proporzionale. Che significa questo? Adesso tra un po' lo vedremo, perché il PD dice una proposta irricevibile. Su Epstein, l'atto di accusa di Hillary Clinton, io non l'ho mai visto, dice ieri interrogato, oggi sarà interrogato il marito Bill Clinton, io non l'ho mai visto, dice, interrogate Trump, non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini, non sono mai salita sul suo aereo, non ho mai messo piede a casa sua, dovreste indagare invece su Donald Trump, interrogatelo sotto giuramento. Vedete cosa uscirà fuori, quindi provocatoria la dichiarazione di Hillary Clinton ieri in commissione vigilanza appunto sul caso Epstein. Vedremo cosa dirà Bill Clinton. Insomma capite bene che quando vengono interrogati personaggi di questo calibro, insomma la vicenda è veramente molto molto importante. Andiamo a vedere la notizia che diciamo continua a sconvolgere per i suoi particolari e per quello che matura poi dall'inchiesta che stanno portando avanti gli inquirenti sulla questione del bambino Domenico, che è morto per un trapianto di cuore sbagliato, ma in realtà tutta l'operazione di trasferimento era del tutto sbagliata. Guardate cosa esce fuori oggi: il ghiaccio secco per il cuore, l'equipe di Napoli mi diede l'ok. Qui parla l'operatrice di Bolzano. Sapete, la questione del ghiaccio insomma che ha praticamente cristallizzato il cuore, lo ha reso congelato e poi inutilizzabile per il trapianto, è stata proprio al centro è al centro dell'inchiesta e al centro del dibattito. L'ok al ghiaccio secco per trasportare il cuore destinato a Domenico è arrivato dai medici di Napoli, testimonia l'operatrice di Bolzano che lo ha versato nel box frigo. Fumava, mi hanno detto vai, il bimbo già è spiantato, ma il cuore è arrivato 12 minuti dopo, quindi ritardi, imperizia, leggerezza. Vedremo cosa uscirà fuori insomma da questa inchiesta su un caso che ha sconvolto e continua a sconvolgere davvero l'Italia. Poi Ramazzotti al Festival di Sanremo, ritorna 40 anni dopo Adesso tu, e la ricanta all'Ariston, il palco che gli ha dato il successo poi mondiale, planetario, ma la foto in prima pagina del Corriere della Sera è del direttore artistico Carlo Conti con Irina Shayk, la modella russa,
che lo ha accompagnato nella conduzione di ieri. Stasera i duetti, grandi attese, insomma, per quella che è, diciamo, la serata in qualche modo più spettacolare. Andiamo a vedere la Repubblica. Hillary accusa Trump, come abbiamo visto nei titoli. Clinton interrogata dalla commissione sugli Epstein File, oggi tocca al marito Bill Clinton, dovete indagare sul presidente, dice non su di me, come abbiamo visto. In altre parole, si dimette il CEO del forum di Davos, insomma, centro nevralgico della geopolitica e della economia, insomma, con i famosi vertici. Andiamo di spalla, la legge elettorale, colpo di mano del centrodestra, il testo depositato alle Camere, respinto ovviamente con le parole inaccettabili dal Partito Democratico. Il bollino dei leader del centrodestra al Donzellum arriva di notte, tra mercoledì e giovedì, a Via della Scrofa, riunione fiume tra pizza, birra e mozzarella, Champions e Sanremo. Vedete un po' come viene dipinto, insomma, da Repubblica questa questione. Poi c'è un'altra grana per il governo che potrebbe arrivare dal rinvio al giudizio, ancora, diciamo, non deciso, del capo di gabinetto Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio, che in questo momento è impegnato per la campagna referendaria, e quindi l'ira del ministro, l'ira di Nordio per la tempistica, vedete, dei magistrati. Anche qui la foto di Sanremo, festival che delude, perché questo è ormai come dire, il sentiment diffuso dopo 3 giornate, vedremo anche gli ascolti di oggi, punta già all'anno prossimo. La foto però è del direttore artistico Carlo Conti, di Eros Ramazzotti, che abbiamo detto è ritornato a cantare all'Ariston, e poi di una star internazionale come Alicia Keys, che si è esibita appunto con Eros Ramazzotti e poi da sola. Andiamo a vedere La Stampa. Elezioni, scontro sul premio, la maggioranza a chi supera il 40%, torna il proporzionale ma senza preferenza. Anche questo è un tema diciamo, che divide. I candidati vengono scelti dai partiti, insomma un po' come succede adesso. La maggioranza ridisegna la legge elettorale, il testo depositato in Parlamento ieri, firmato dal gruppo del centrodestra, segna una rottura con il Rosatellum, spariscono quasi del tutto i collegi uninominali, sostituiti da circoscrizioni plurinominali e da un impianto proporzionale corretto da un premio di governabilità, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per chi supera il 40%. Poi la foto a centropagina e di Hillary Clinton nella palude di Epstein, i verbali degli infermieri, anche qua guardate, li riprendiamo proprio dalla Stampa, perché guardate il racconto è davvero da brivido. Il dottore e il cuore di Domenico non batterà mai, proprio i verbali degli infermieri. Il torace era già aperto, il cuore malandato ma funzionante era già stato rimosso e sistemato su un tavolo. Domenico, 2 anni e 4 mesi, intanto aspettava anestetizzato e intubato sul letto della sala operatoria dell'ospedale Monaldi di Napoli, mentre l'equipe attendeva il box con l'organo sano donato dai genitori di un bambino di 4 anni annegato in una piscina comunale in provincia di Bolzano. Erano le 14:18 quando venne eseguito il clampaggio aortico. Il contenitore con il cuore arrivò intorno alle 14:30, fu aperto pochi minuti dopo, da lì iniziò l'incubo che oggi racconta appunto il procuratore della Repubblica di Napoli da chi era in sala operatoria. E che cosa racconta? Ve lo faccio vedere da questo quotidiano. Anzi scusate, ve lo faccio vedere da questo quotidiano, Il Messaggero, che oggi lo mette in prima pagina. Domenico, 14 minuti senza cuore, i momenti chiavi dell'equipe del Monaldi, rissa con i colleghi di Innsbruck, gli infermieri che dicono l'organo ha un blocco di ghiaccio, hanno usato l'acqua calda per scongelarlo e uno dei sanitari disse così non batterà mai, quindi racconto davvero da brivido. Mentre guardate l'altra faccia della medaglia, un ospedale che opera bambini, si confronta quotidianamente con i malanni dei bambini, le malattie dei bambini, e il Bambin Gesù che diventa primo in Europa. Sanità d'eccellenza e per l'intelligenza artificiale avanza il piano del governo per un coordinamento Unione Europea in Italia. Secondo la rivista Newsweek, l'ospedale romano, sesto a livello mondiale, è stato premiato per il gioco di squadra, quindi insomma eccellenza, Bambin Gesù
a Roma, mentre poi su un piccolo bambino a poco distante a Napoli succede quello che abbiamo visto. Eros Ramazzotti lo prendiamo sempre dal Messaggero, che ritorna, il ritorno di Eros, 40 anni dopo ricanta Adesso tu, nello stesso giorno di 40 anni prima. Pensate che coincidenza voluta ovviamente da tutti gli organizzatori. Andiamo a vedere qualche quotidiano politico, perché insomma sulla legge elettorale ovviamente si spaccano le vedute. Partiamo dal Fatto Quotidiano, che apre sempre con la cronaca giudiziaria, insomma con la giustizia, ma oggi insomma si dedica all'apertura sulla legge elettorale. Meloni, l'ultima giravolta, si vota senza preferenze. Il governo in panne sulla giustizia, si fa una legge elettorale su misura col premio di maggioranza al 40% e niente collegi. Questo è la nuova legge elettorale, che è un mix tra Porcellum e Rosatellum, così si chiamano ormai le leggi elettorali, con questo tipo di desinenza. Poi latina. Il Giornale, la riforma elettorale, ecco il Parlamento se si votasse oggi. Questa è la proiezione di U-Trend, guardate che cosa succederebbe. Ipotesi proporzionale con premio di soldi al 3%, così il centrodestra blindato alla Camera. La proiezione di oggi, vedete, darebbe queste percentuali. Anche il partito di Vannacci resterebbe fuori dalla coalizione, insomma resterebbero fuori tutti i partitini, diciamo, secondo la proiezione vista oggi. C'è sul Libero invece un'apertura diciamo diversa, che racconta ovviamente come accade ormai da tempo, di storie di integrazione di migranti e in qualche modo di respingimenti anche sociali. Il killer africano di Suore, accolto in Italia da eroe, arrestato a Parma, aveva organizzato le torture e la decapitazione di 3 donne, la sua associazione era stata foraggiata e celebrata, e questa è l'altra faccia, diciamo, del processo di migranti, di migrazione e diciamo in qualche modo di un paese che non riesce proprio a trovare la quadra sulla legalizzazione, insomma, degli arrivi degli stranieri. Poche cantanti, delirio femminista contro il Festival di Sanremo. Questa è l'altra apertura, diciamo, l'altro titolo principale che il Libero mette in pagina. Velocemente andiamo a vedere invece il Manifesto, rotta su Cuba. Perché? Perché la guardia cubana, intercettata una lancia con 10 uomini armati, sparatoria con 4 morti e 6 feriti, tutti cubani della Florida, anticastristi, sull'isola strangolata dall'embargo petrolifero. È arrivata la Contra per far precipitare una situazione già terribile. Quindi, insomma, la situazione di Cuba messa in primo piano, in prima pagina sul quotidiano Il Manifesto. Su questa prima pagina nazionale chiudiamo questa prima parte di rassegna stampa, ritorniamo subito dopo con la lettura dei quotidiani regionali. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, venerdì 27 febbraio. Adesso andiamo a sfogliare i quotidiani regionali. Oggi ci si occupa soprattutto della vicenda Mondello, la spiaggia liberata dopo le denunce di Lavardera. Sembra che ci fossero delle infiltrazioni e quindi revocata la concessione alla società che la deteneva, pensate, da 116 anni, una battaglia di civiltà per qualcuno, e vedremo cosa succederà. Ovviamente la società proporrà un ricorso. Allora partiamo proprio dal quotidiano di Palermo, il Giornale Sicilia. Mondello, la spiaggia finisce all'asta. Questo è il risultato. La Regione revoca l'ultracentenaria concessione italo-belga, adesso è corsa per la nuova gestione. Allora, l'assessorato guidato da Giusy Savarino ieri ha revocato la concessione. Il risultato pratico però dicevo questo: il decreto firmato dal direttore del Dipartimento Ambiente chiude un'epoca, quella della società che ha gestito ben 36.000 metri quadri di spiaggia, è durata più di 100 anni, dal 1912, pensate. Perché? Perché la GM Edil, una parte consistente della propria attività, insomma di quella che faceva un'attività sulla spiaggia, sembra essere insomma legata alla famiglia mafiosa di Resultano. Quindi questa è la denuncia e questo è quello che è successo. Ma la società, vedete, annuncia battaglia subito al
TAR, quindi non accetta di perdere questa concessione. Poi altra notizia che troviamo oggi nelle prime pagine dei giornali regionali: va con il martello a scuola e ferisce un compagno. Shock a Gela, la vittima aveva subito anche atti di bullismo, l'aggressore ha 15 anni, pensate che storia allucinante. E poi ancora a Palermo, andiamo a vedere, allarme per le buche, partono altri cantieri, e poi violenze sulle donne, raffica di denunce, 3 casi nell'isola, un filo rosso che lega Giardini Naxos, Ragusa e Caltanissetta. Poi la foto a centro è la foto dell'Ariston, la foto del Festival di Sanremo, l'Ariston contro le guerre, Irina e Ramazzotti incantano, Irina Shayk, Eros Ramazzotti, insomma, che canta e incanta ovviamente il pubblico dell'Ariston. Ieri il primo verdetto di questa edizione, Nicolò Finippucci è il vincitore delle nuove proposte. Andiamo avanti con la lettura dei quotidiani, andiamo sulla Gazzetta del Sud, che apre con la legge elettorale, con la proposta di riforma della legge elettorale, con le frasi del PD che dicono è inaccettabile, e poi di spalla la notizia appunto del piccolo Domenico da Napoli: tentammo di scongiurare il cuore con l'acqua fredda e calda. Il ragazzino preso a martellate dal compagno di scuola a Gela, ma ci sono anche 2 notizie che riguardano una Messina e una Niscemi. Perché ieri si è riunito al MIT diciamo, una commissione che dovrà operare a Niscemi per ristabilire intanto la viabilità, perché alcune strade sono veramente impercorribili e quindi danneggiano ovviamente e limitano gli spostamenti nella zona. Quindi programmare interventi sulla viabilità. All'incontro con il ministro Salvini c'era anche il presidente Schifani, il sindaco e il commissario straordinario per l'emergenza Niscemi Fabio Ciciliano. Il parcheggio La Farina, a cui siamo a Messina, diventerà un multipiano da 283 posti auto, quindi un po' di aria, un po' di respiro per i parcheggi a Messina. Andiamo dentro il giornale a vedere questa notizia del ragazzino preso a martellate dal compagno durante la ricreazione a Gela. Momenti di terrore all'istituto professionale Majorana, l'aggressione di un 15enne ad un altro studente fermata da un professore, poi l'intervento della polizia e della scientifica per i rilievi. Dunque, è appena finita la ricreazione, questo è il racconto della vicenda. Un ragazzino si scaglia contro un compagno usando un martello che teneva nello zaino e lo ha colpito alla testa. È stata un'aggressione durata pochi istanti, interrotta da un professore, e nella concitazione anche il professore è stato colpito, ha preso colpi dal ragazzino. Tutti poi sono stati ricoverati in ospedale per essere curati, addirittura uno di questi è stato ricoverato, diciamo, curato, medicato con 5 punti di sutura. Che cosa è successo? Pare che tra i 2 giovani ci fossero rapporti molto tesi per offese reciproche. Allora il 15enne che ha fatto? Ha scelto di farsi giustizia da solo, secondo gli investigatori. Aveva progettato una vendetta portando con sé un martello. Ieri mattina lui stesso aveva già chiesto di poter lasciare l'istituto in anticipo e un familiare lo stava attendendo fuori dalla struttura. L'intervento dell'insegnante si è rivelato decisivo per evitare conseguenze peggiori. Un'altra docente è intervenuta perché allarmata dalle urla e ha raccontato che il collega ha immediatamente cercato di bloccare l'aggressore. Ovviamente intervengono tutti su questa vicenda, interviene la regione, interviene la polizia, la procura, ma anche la preside che dice nessuno può farsi giustizia da sé, è inammissibile. Questo è il grande tema diciamo, di questo racconto. Restiamo sempre sulle pagine della Gazzetta del Sud, perché vediamo che a Messina ovviamente già campagna elettorale che entra nel vivo, però mancano i candidati, perché se il centrodestra ha ufficializzato il nome di Scurria, il centrosinistra invece non ha fretta, in stand-by il toto candidato. Ci sono dei nomi che diciamo sono in ballo, però insomma ancora nessuna ufficializzazione. Avanti piano, dico, per dirla col segretario del PD di Messina, serietà e pazienza è l'attacco del pezzo di oggi della Gazzetta del Sud. Cambiamo quotidiano, andiamo sulla Sicilia. Spiaggia libera,
Mondello, ombre sulla gestione revocata dopo 117 anni, la concessione demaniale alla società italo-belga, questo diventa un tema di approfondimento del giornale. L'altro caso è, dopo 8 anni, via al mega impianto di Melilli, si tratta di una cava che nessuno voleva. E poi vi segnaliamo oggi sulla Sicilia anche questa notizia: no al nordafricano sul bus, poi gli insulti, ci vorrebbe Hitler. Una notizia raccontata sui social da una passeggera dell'autobus che ha fatto scalpore. Vediamole dentro queste notizie. Quindi partiamo da questa notizia che riguarda appunto Paternò. Eccolo qua. Ci vuole Hitler, questa è la dichiarazione, diciamo la frase raccolta dai testimoni: ci vuole Hitler con i forni crematori. Chi l'ha pronunciata questa frase? Dei colleghi di un conducente di un autobus alla fermata, perché il giovane, il nordafricano, voleva salire per forza a bordo dell'autobus già pieno, quindi l'autista ha cominciato a muoversi, ha travolto i bagagli e quindi tensione, momenti concitati, e allora lì partono anche le frasi razziste. La Ferrovie Circumetnea, che controlla queste corse, dice: sono state rispettate le regole, cioè se l'autobus è pieno è giusto che il conducente non faccia più salire nessuno e che vada avanti, ma nessuno può impedire all'autobus di proseguire il suo servizio. Ovviamente le parole di questi altri autisti sono da condannare. Tutto questo è successo a Paternò mercoledì, a raccontarla sui social una studentessa universitaria che ha assistito alla scena. Poi guardate sempre su questa pagina: braccio paralizzato dopo il vaccino anti-Covid, riceverà un indennizzo. Quindi sentenza del Tribunale di Agrigento che condanna il Ministero alla Salute. Perché? Perché quest'uomo ha denunciato il Ministero della Salute perché è stato costretto a lavorare al computer con le dita di una sola mano, con tutte le difficoltà del caso, perché è rimasto paralizzato all'arto sinistro dopo 2 dosi del vaccino anti-Covid. Quindi il giudice ha raccolto la sua protesta. Quale vaccino si era fatto? L'Agrigentino, come da indicazioni ministeriali, si era fatto iniettare le prime 2 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech a partire dal marzo 2021. Dopo circa 3 mesi è iniziato un dolore alla mano che pare si bloccasse come paralizzata per minuti. Da qui la causa, insomma, e da qui il risarcimento a vita del Ministero della Salute. Velocemente andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di Catania, perché Catania ieri ha presentato la candidatura per capitale della cultura 2028, spinta anche da testimoni d'eccezione come l'astronauta Luca Parmitano e lo showman Rosario Fiorello. Quindi Parmitano e Fiorello spingono la corsa a capitale della cultura. Dopo l'audizione a Roma, la città vincitrice sarà proclamata entro il 27 marzo, e quindi grande successo insomma per questa presentazione di candidatura. E poi c'è un caso che riguarda la vertenza Sifi. La Vardera deposita all'ARS un'interrogazione, qui ci sono una 50ina di operai in esubero. L'azienda è stata acquisita da un'azienda estera, quindi insomma si tratta di un'azienda storica del farmaco, un'azienda tecnologica che in questo caso, rivedendo i piani industriali, ha evidenziato una 50ina di esuberi, quindi qua si cerca di salvare i posti di lavoro di operai e lavoratori tutti catanesi. Velocemente in chiusura l'ultima pagina, le ultime pagine della Repubblica di Palermo. L'ultima spiaggia, appunto, è il titolo dedicato alla vicenda di Mondello. Il giornalista del quotidiano La Repubblica è stato sempre in prima linea su questa battaglia, quindi il giornale è stato sempre in prima linea. Adesso insomma celebra anche quella che è una loro vittoria. Dopo 116 anni la Regione revoca la concessione dei lidi di Mondello alla società italo-belga, assunti vicini ai clan e appalti a una ditta colpita da interdittiva. Ovviamente la società annuncia il ricorso. E poi di spalla lo scandalo SAS, che non ha partecipato alla Regione, Schifani pronto a silurare Pantò, che è appunto il dirigente di questa società. Lo leggiamo, 2 punti all'ordine del giorno: revoca del presidente, il cuffariano Mauro Pantò, e nomina di un nuovo presidente. Il tema qual è? La mala gestione e l'accusa che viene contestata all'attuale presidente fedelissimo di Cuffaro.
Questo per quanto riguarda la Repubblica di Palermo. Prima di chiudere andiamo a vedere qualche notizia di sport, perché ieri è stato penalizzato il Siracusa, -6, il presidente inibito e le casse della società sono vuote, quindi che cosa si prospetta? L'incubo fallimento per una società che adesso rischia di scomparire dalla Serie C per la terza volta in 15 anni, quindi non c'è pace per il calcio siracusano. Ieri invece il Catania ha aperto le porte ai propri tifosi, 2000 a spingere il Catania verso Salerno e Benevento, che sono le due trasferte che la squadra rossazzurra dovrà affrontare e che segneranno inevitabilmente un punto di snodo di questa stagione per i rossazzurri. Entusiasmo popolare e cori per la squadra di Toscano, oggi parla il tecnico, poi le convocazioni e la partenza per il ritiro in campagna. Allora, noi finiamo qui la nostra rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.